Il suo progetto era quello di ridisegnare Favara. Da qualche anno era impegnato nel settore culturale, animava il Social Cultural Park, un centro culturale e turistico contemporaneo diffuso, insediato nella parte più antica del grosso centro dell'Agrigentino. Il sogno di Armando Giglia, 28 anni a giugno, però si è spezzato ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la via Magellano a San Leone. Era a bordo del suo scooter e aveva appena finito di pranzare quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da una Fiat Brava. Le sue condizioni sono sembrate subito serie. Per 40 minuti i soccorritori hanno cercato di rianimarlo, ma è stato tutto invano. Il trauma toracico gli è stato fatale. Su Facebook aveva numerosi amici, postava spesso e volentieri, anche giornalmente, messaggi che invitavano i cittadini di Favara a collaborare per migliorare la città, che ha delle enormi potenzialità. È bellissima, scriveva Armando. Credeva in questo anno come quello della riscossa. La crescita del suo paese era il suo primo pensiero. Lavorava diverse ore al giorno proprio per questo obiettivo. La sua morte ha gettato nello sconforto sia Favara che anche il capoluogo, dove il giovane era molto conosciuto e apprezzato. Ragazzo semplice che era anche molto ottimista circa il futuro. Ma quella maledetta curva, che chissà quante volte aveva percorso, anche nella giornata di ieri, gli è stata fatale.